Radio Libertà, oltre la pagina. Iniziamo subito con Qui Parlamento, con il primo ospite tra pochi istanti. Qui Parlamento. Qui Parlamento con l'onorevole Claudio Borghi, anzi col senatore Claudio Borghi, che rappresenta la Lega in Commissione Permanente Bilancio a Palazzo Madama. Benvenuto ai nostri microfoni, senatore, grazie per essere qui. Buongiorno a voi. Allora, parliamo del piano strutturale di bilancio. E già subito appena hai detto sta roba qua, in 100 hanno spento la radio. Una volta io sono vecchiotto ormai, una volta la chiamavano finanziaria, c'era più interesse quando la chiamavano finanziaria, secondo me, sia dal punto di vista giornalistico che dal punto di vista dei cittadini. Ma non è neanche proprio così, cioè, a dir la verità, questa roba qua è più diciamo un figlio del DEF invece che della finanziaria. Finanziaria tutto sommato c'è ancora, anche se conta molto di meno rispetto a quella del passato, perché tanto ormai è sempre più, giustamente perché uno rischia di confonderlo, perché è sempre più legato il fatto che la finanziaria deve fare quello che gli dice il DEF, e il DEF deve essere quello che piace all'Europa, e quindi già qui penso che cominciamo a capire che ci sono all'orizzonte dei cetrioli che si stanno avvicinando. E quali sono questi? Perché a me sembra, io ho cercato di capire, leggendo articoli di addetti ai lavori che non fossero di Repubblica, ecco, cioè solo 24 ore Italia Oggi, tanto per essere. E per esempio la tassa sulla casa su cui tanto rumoreggia la sinistra non c'è semplicemente No, certo chi ha usufruito del super bonus ha variato il valore catastale e quindi deve essere adeguato, quello che paga deve essere adeguato alla nuova situazione. Mi sembra, ma gli do la parola, quali sono questi cetrioli? Ma no, di certo non sono quelli su cui si è messa a strillare di questi tempi l'opposizione o il solito giornale. Cioè, mi rendo conto che viene comodo utilizzando il vecchio sistema di distorcere quello che uno dice o cose di questo tipo, quello di inventarsi delle cose che non ci sono. Ma per esempio, insomma, la cosa del catasto è una delle cose più evidenti al mondo. Cioè, ma vi pare che cioè, dovremmo essere dei pazzi, no? per dire che una cosa che il nostro caposaldo, se ce n'è uno di caposaldo fiscale, questo è, cioè vale a dire la casa è sacra, non si tocca, e ci impazziamo, no? E ci mettiamo a rimettere il catasto che noi siamo riusciti a fermare, e noi oltretutto mi verrebbe da dire, qui avete anche tra di voi una persona informata sui fatti, perché per tutta una serie di circostanze, in molti casi possono anche essere casuali, ma insomma in politica come in amore, come in tante altre cose, il caso va sempre aiutato, ecco, mi viene da dire, la riforma del catasto saltò per un voto, e quel voto era quella del sottoscritto, che arrivò lì a sorpresa, no? In una seduta dove non avrebbe dovuto esserci, insomma, mettiamola così. E quindi, cioè, quello è sempre stata una cosa che noi abbiamo combattuto, ma vi pare che noi andiamo a toccarla. In realtà è stata detta una cosa che è di una banalità sconcertante, anche perché è molto banalmente già così. Se uno aveva una catapecchia e a un certo punto dice: ah, che bello, guarda, ci sono questi simpatici soggetti del 5 Stelle che mi fanno che io posso ristrutturare tutto quello che voglio, e tanto paga un altro, perché tanto è gratuitamente, no? Come potete dire, e quell'altro siamo noi, no? Nel caso non si fosse capito. Allora a quel punto cosa dico? Bah, sono più sveglio degli altri, più veloce degli altri, prendo la catapecchia, me la faccio diventare una villa. Dopo che è diventata una villa, io gratuitamente, perché tanto paga Pantalone, no? E quindi tramite 110 mi viene, non subisco nessuna spesa, però poi vorrei
cominciare a considerare che non è più una catapecchia ma una villa, no? Ed è normale che quando si fanno degli interventi, ma già a legislazione attuale non c'è nessun cambiamento, nessun niente, è normale che quando ci sono dei cambiamenti sostanziali dal punto di vista di una casa, bisogna anche dichiarare la diversa posizione catastale. Quindi bastava, come dire, rendersi conto che è così già adesso, no? Cioè senza bisogno di fare nessun tipo di polemica. Per cui, così come se c'è scritto in questo piano pluriennale di bilancio, che ricordiamo non è legge, non è niente, che per seguire quello che ci dicono di fare, perché attenzione, questa è un'altra delle robe dell'Europa, bisogna far sì che non ci sia uno sconto del diesel che inquina di più rispetto alla benzina che inquina di meno. Allora le due cose devono essere allineate, ma da nessuna parte dice che devono essere allineate verso l'alto, a metà o cose di questo tipo, no? Uno può fare quanto vuole e può farlo con il tempo che vuole. È possibile, grazie, arrivederci. Scusate, ma tanto io come sempre mi sposto dal punto A al punto B. È la cosa più plausibile che quando si deciderà di farlo verrà fatto togliendo delle tasse da una parte, aggiungendole un pochettino dall'altra, in modo tale che si arrivi a pari. Quindi poi, per carità, mi rendo conto che c'è il diesel, magari si incazza perché dice ma allora perché io cose di questo tipo, però adesso sarebbe come dire che però adesso chi c'ha la benzina si incazza perché va alla benzina, va alla pompa di benzina e gli costa sempre di più del diesel, Però, tanto costerà di più anche dopo. senatore, io ho letto un comunicato ieri di Edoardo Rixi che dice che il diesel per gli autotrasportatori non verrà aumentato. Quello no, perché ovviamente lì stiamo parlando di attività produttive. Cioè quello è un fattore produttivo, no? Cioè se io sono un trasportatore, un camionista, cose di questo tipo, lì rischio di andare, cioè di mettere un rincaro, no? Che poi dopo alla fine arriva a pesare su tutta la filiera dei prodotti, questo è del tutto ovvio. Cioè, già adesso uno deve combattere per la competitività, no? In modo tale da, e per la maggior parte dei casi, sempre grazie a questo sistema dell'Unione Europea, perché io sono qui sulla riva del fiume che aspetto quando a furia, perché per un po' di anni che è stato dimenticato col Covid e così sono state dimenticate queste cacate delle regole europee, dell'UE che ce lo chiede l'Europa, della procedura di infrazione se non lo fai, delle sanzioni se non lo fai, no? E così di questo tipo. La gente si era un po' dimenticata il motivo per cui erano girate le balle a tutti nei confronti dell'Unione Europea. Adesso che rientra, no? Questo perché è la prima volta, la prima legge di bilancio dove si ritorna con le regole dell'Unione Europea, no? Adesso che rientrano, io sono qui che aspetto e vediamo poi tutta la fila di europeisti, ci vuole più Europa, no? E cose di questo tipo, che fine fanno? Perché la gente ha la memoria di un pesce rosso, cioè non si ricorda come e che cosa vengono fatte queste regole e cos'è l'impatto sempre nefasto nelle loro vite. E quando ci sarà consenso sufficiente, no? Perché poi so che poi l'obiezione tipica è ma allora perché non le cambiate, ma allora perché non uscite da tutto, no? E così. Poi ecco, non si esce da tutto quando la gente ha capito e c'è consenso per poterlo fare, non quando ci vota l'8%. La gente deve capire che diamine stiamo facendo, deve capire che la possibilità è dare spazio a una nuova Europa, che sarà quella che era quella che è stata delineata a Pontida, dove ci sono le nazioni che decidono a casa loro, per casa loro, non c'è un altro che arriva a dirgli che cosa deve fare e spesso e volentieri sono puttanate. Quindi quando prima o poi si capirà questa situazione che bisogna tenere presente che qua a casa nostra dobbiamo decidere noi e non qualcun altro che ci obbliga a fare delle sciocchezze, sarà meglio per tutti. Quindi io benedico queste sciocchezze che stanno cominciando ad arrivarci in casa, no? dall'Unione Europea, perché così faranno svegliare la gente. E diciamo chi gioca in difesa dice che comunque questa manovra riesce ad avere, non vorrei sembrare troppo aziendalista, però ho letto i contenuti, no?
cioè sulla flat tax, sull'aliquota IRPEF, sull'attenzione al ceto medio, diciamo la linea editoriale, se fosse un giornale, è comunque, secondo diciamo la maggioranza, è stata mantenuta una certa coerenza. A Senza dubbio, dispetto, perché noi sappiamo dove vogliamo andare, certo. E allora, sapendo che l'intento del centrodestra, quantomeno comune, motivo per cui le coalizioni di centrodestra, seppur con tutta una serie di differenze, in certi casi anche stridenti, no? Come abbiamo visto, come nei casi lì delle Ius Scholae e compagnia bella, però alla fine si va d'accordo perché su delle cose importanti, vale a dire come per esempio le tasse, bene o male la pensiamo alla stessa maniera, no? E quindi sappiamo che dobbiamo andare nella direzione in questo momento di ridurre le tasse, non aumentarle, e che non bisogna disturbare i cittadini e le imprese più di tanto. È evidente che se ci fosse la sinistra al governo attorno alle regole non vedrebbe l'ora, no? La prima cosa che fa è la patrimoniale, poi dopo mette le tasse sulle case, rimette l'IMU, quello che hanno fatto, l'IMU sulla prima casa intendo, quello che hanno sempre fatto in passato ogni volta che hanno avuto in mano il governo, no? Quindi fortunatamente, seppur l'Europa ci chiede di fare boiate, noi in qualche maniera, essendo che abbiamo tutti l'intenzione di non andare contro la nostra natura, si resiste, quindi si cerca per quanto possibile, facendo degli sforzi, di fare dei passettini nella direzione giusta per far capire ai cittadini dove vogliamo andare, no? Quindi almeno questo riusciamo a farlo, ecco, mettiamola così. Allora, va bene, chiudiamo qui. E comunque molto importante anche quello che lei ha ricordato sull'Europa, sui rapporti con i singoli stati. Grazie allora a Claudio Borghi, al senatore Claudio Borghi, a risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci, ciao. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Been crazy on the waltz, but it's the life that I choose. Yeah, sing about the six blade, sing about the switchback, and a torture tattoo. And I've been riding on a ghost train, where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming ring of faces, I seen her standing in the light. She had a ticket for the races, yeah, just like me, she was a victim of the night. I put my hand upon the lever, said let it rock and let it roll. I had the one-on bandit fever. There was an arrow through my heart and my soul, and the big wheel keep on turning, neon burning up above, and I'm just high on the world. Come on and take a low ride with me, girl, on the tunnel of love, yeah, love. It's just a danger, and when you're riding at your own risk. She said, you are the perfect stranger. She said, baby, let's keep it like this. It's just a cake walk, twisted, baby, yes, step right up and see. Hey, mister, give me two now, 'cause any two can play. When the big wheel keep on turning, neon burning up above. On the world, come on, take a low ride with me, girl, on the tunnel of love, oh love.
hustle on another word he gave. Money from hustle and another girl I dig. Another hustle just to make it big and rock away, rock away. Oh, rock away, rock away. The girl looks so pretty to me, like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. This girl, it looks so pretty to me, just like it always did. Oh, like the Spanish city to me, when we were kids. Check it out. She took off the silver locket. She said, remember me by this. She put her hand in my pocket. I got a kissing and a kiss, and in the roar of dust and diesel, I stood, I was to walk away. I could have caught up with her easy enough, but someone must have made a mistake, and the big wheel keep on turning. Neon burning up above, the empty's high on this world. Come on and take a low ride with me, girl. On a tunnel of love, yeah, love. On a tunnel of love, oh, love. And now I'm searching through these carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades. In any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away. Walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me, when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me, when we were kids. Lasciamo la situazione critica, i Dire Straits di Mark Knopfler, figlio di un architetto ungherese scappato dal suo paese perché era antinazista, era contro il regime nazista che aveva occupato quel paese. E allora, dalla grande musica passiamo a parlare della politica e dalla grande musica al campo largo. Allora, lo facciamo con il professor Paolo Natale, docente di scienze politiche e consulente Ipsos. Bentornato professore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi, la voce è la sua, che non va tanto bene. Professore, allora, io scherzando
nelle righe di introduzione che pubblico su Facebook, ho detto forse è meglio che provino col campo lungo, perché il campo largo non funziona come vorrebbe Goffredo Bettini, no? È lui che ha coniato, mi sembra, questo termine. Va bene, come ha spiegato lei in un bellissimo, in un articolo molto, diciamo, esemplare, che spiega benissimo la situazione. Il campo largo va bene per il centro-sinistra, non va bene ma intuibilmente per Giuseppe Conte, che se continua a dire le cose che dicono a sinistra, alla fine gli elettori scelgono l'originale e poi succede quello che abbiamo visto alle europee. Allora, qual è il quadro? Cioè, alla fine, quando si arriverà alle elezioni, 5 Stelle e PD, perché è necessario che si mettano insieme, perché le due parti hanno 46-47% centrodestra e centrosinistra, ma il centrodestra, come ha ricordato lei, da quando se l'ha praticamente inventato Silvio Berlusconi, è sempre riconoscibile, ha sempre una sua, diciamo, compattezza, anche con le differenze, i litigi, quello che vogliamo, mentre il centrosinistra ha sempre solo Romano Prodi nel 2006 praticamente, anche nel 96 in una situazione un po' diversa, quella volta vinse perché la Lega si era messa contro il centrodestra. Senza di voi sì, era più facile. Professore, no, è vero, il vero problema è che dire, sono vecchio, vivo di nostalgie, bei tempi. Bei tempi. Me lo lasci dire. Beh sì, lì la Lega era molto propositiva e anche foriera di interessanti operazioni future. Poi, a mio parere, il fatto di unirsi di nuovo con Berlusconi un po' l'ha limitata nel suo consenso, perché poi era diventata comunque un'ancella, anche se ovviamente molto, molto gettonata dalla popolazione, soprattutto del nord, però effettivamente è diventato un po', non dico la ruota di scorta, ma comunque un vassallo, un movimento vassallo di Berlusconi, che effettivamente in quel momento era molto, per cui anche la sua storia di boss eccetera e di Miglio, che all'epoca si è un po' ridefinita un po' sulla destra, invece che essere invece un movimento un po' alternativo anche a questa dicotomia destra e sinistra. Se si ricorda, all'inizio Bossi diceva: noi non siamo né di destra né di sinistra, siamo un movimento rivoluzionario, federalista, eccetera. Detto questo, da quel momento in poi comunque il centrodestra è sempre stato, come diceva giustamente lei, sempre piuttosto compatto, quantomeno nella sua esposizione pubblica. Poi all'interno ovviamente ci sono dei dissapori o delle differenziazioni abbastanza rilevanti, come adesso nella Ius Schol, eccetera. Però certamente davanti all'opinione pubblica, davanti all'elettorato, si è sempre mostrata compatta nella sua scelta politica e nella sua offerta politica. Al contrario, il centrosinistra, o comunque l'opposizione, adesso chiamiamola come vogliamo perché non si sa più come definirla, è sempre stata piuttosto ondivaga, anche con Prodi, quando dicevate prima che aveva vinto soprattutto nel 2006, perché nel 96 era abbastanza facile senza la Lega vincere, senza che la destra avesse il centro della Lega. Nel 2006, che è stata l'unica vera vittoria di Prodi, peraltro risicatissima, se vi ricordate, ha vinto di 10.000 voti, insomma una cosa abbastanza ridicola, e comunque ha dovuto far cosa? Ha dovuto mettere insieme, diciamo così, tra virgolette, cani e porci, cioè è andata dalla rifondazione comunista di Bertinotti fino a Mastella. Ora, chiamare questo una forza, un'offerta di centro-sinistra è un pochino, cioè Di Pietro, insomma un po' tutti. Chiamare un'offerta di centrosinistra quella cozzaglia di partiti è un po' difficile, insomma, e questo riflette un pochino la situazione attuale, perché effettivamente il Movimento 5 Stelle fin dalle origini era un po' come la Lega all'origine, cioè non voleva essere né di destra né di sinistra. Poi nel corso degli anni, come sappiamo, è stato un po' con la destra, un po' con la sinistra, un po' col centro, un po' con Draghi, eccetera, che è andato un po' dovunque. E a questo punto la sua identità sta perdendo un po' significato, cioè quindi per fidelizzare un elettorato che è stato un po' sballottato da tutte le parti, è ovvio che Conte deve fare qualcosa, perché sennò diventa davvero quello che diceva lei prima, cioè piuttosto che votare una copia, tanto vale votare l'originale, che è il Partito Democratico da quel punto di vista. C'è un punto, professore, se mi permette, sui numeri. Allora, tradizionalmente, almeno io quello che vedo, che ho visto,
dal PC a PD, DS, PD, di solito, ma me lo dicevano opinionisti di sinistra, la tradizione vuole che la sinistra, il PC, PD, DS fagocitino i loro alleati con la Margherita, lo stesso Italia dei Valori, eccetera. Ma qui c'è una situazione un po' diversa, perché comunque il rapporto di forze è diverso, perché Schlein ha il 23-24%, sono andati male alle europee, ma avevano il 15% i 5 Stelle, quindi c'è un braccio di ferro, tant'è che c'è anche l'elemento perturbante, professore, voglio sentire anche da lei quanto può pesare Matteo Renzi. Matteo Renzi dice Conte vuole andare lui a Palazzo Chigi, quindi vuole boicottare gli Schlein perché non vuole che vada lei a fare poi bisogna vincere le elezioni prima di fare il Presidente del Consiglio, ma in Italia abbiamo visto che non sempre serve vincere le elezioni per andare al governo, ma quello è un altro discorso. Ecco, questo rapporto, perché certe volte sembra che vogliono siano i 5 Stelle a voler portare, a voler trainare, a voler assorbire quasi, mi viene da dire. Io mi faccio influenzare forse dal Fatto Quotidiano che propone sempre le cose in una certa maniera, che è un po' il giornale ideologo, no? Travaglia un po' l'ideologo. Prego. Sì. No, è vero, cioè, effettivamente la presenza del Movimento 5 Stelle è un po' eccentrica rispetto a quello che è successo, che diceva prima, negli anni passati. Cioè prima c'era davvero una mosca cocchiera, chiamiamola così, che era prima il PC, il PD, eccetera, cioè il PDS e così via, tutte le sigle che sono passate, e poi i partiti satelliti, insomma. Per cui era gioco forza diventare, come dire, dei vassalli del partito guida, che era appunto il PC o comunque il PDS, eccetera. Con i 5 Stelle invece la situazione è un po' diversa, perché ovviamente i 5 Stelle non nascono da quella in quella parte politica lì, e quindi, come dire, continuano a sottolineare la loro autonomia rispetto a quell'area politica progressista, pur definendosi oggi tale. Per cui il vero problema di Conte, più che il fatto di diventare Presidente del Consiglio, tanto è già stato per un sacco di tempo, quindi insomma, ha già dato, e quindi magari ha capito anche che è pieno di grattacapi, come sta adesso capendo anche la Meloni che essere Presidente del Consiglio non è una grande gioia a volte, soprattutto poi lui ha affrontato la pandemia, per cui insomma è un periodo abbastanza critico. Più che quello, probabilmente il fatto di riuscire a fidelizzare il proprio elettorato significa comunque dare un'impronta specifica a questa offerta dei 5 Stelle. Da questo punto di vista lui si contrappone abbastanza evidentemente con l'offerta politica, con le proposte politiche che ha la Schlein e il Partito Democratico, un po' sulla guerra appunto in Ucraina, che non vuole più mandare soldi, poi sul tema dell'immigrazione, che lui è abbastanza vicino in realtà a quello che ormai sta emergendo come un'ipotesi un po' anche in Germania con Scholz, insomma, che più o meno è da quelle parti lì. Quindi di fatto insomma è una proposta un pochino diversa da quella del PD. Ora, oggi secondo me è il momento in cui Conte può farlo, perché effettivamente siamo almeno a 2 o 3 anni dalle prossime elezioni politiche, quindi è giusto secondo me che lui si ritagli un suo ruolo specifico. Poi dopo, nel momento in cui si dovrà andare a votare per le politiche, lì dipende a che punto è arrivato, cioè se davvero si è formato una coscienza nuova dei 5 Stelle diversa da quella precedente di Grillo, insomma, oppure no. Allora a quel punto può ovviamente avere pari grado, diciamo così, anche se il PD è sempre più forte, ma comunque essere un interlocutore a pari grado con il PD e anche con i Verdi a sinistra, insomma, che sono la terza componente importante. Lei chiedeva anche di Renzi. Renzi secondo me ha finito la sua carriera politica ed è rimasto uno che, non dico uno sfasciacarrozze, ma comunque uno che cerca con la sua personalità di essere presente sulla scena politica, anche se poi non riesce con il 2-3%, insomma l'ipotesi centrista come sappiamo è fallita e quindi non ha più molto da dire. Insomma è vero che il 2% a volte conta, perché insomma se sono pari forse il 2% da una parte o dall'altra modifica le forze in campo, però di fatto non è certo
la sua presenza che fa cambiare le cose. Quindi secondo me, insomma, nel giro di qualche mese tende a scomparire come forza politica, rimane magari probabilmente un grande saggio, non so, un saggio fiorentino, non so, una cosa così. No, un elemento perturbante, perché comunque è riuscito... Sì, non volevo dirlo, ma comunque no, ma io... a caballe, cioè, no? Come si dice. sì, però devo dire, con la massima antipatia che ho, ma non per posizione politica, no? Vabbè, però devo dire che cerco di essere diciamo equo, no? Perché è anche il mio mestiere. Devo dire che Renzi, morto politicamente col referendum del 2016, è riuscito a evitare le elezioni nel 2019, è riuscito a far cadere il secondo governo Conti, è riuscito a far rieleggere Mattarella, è riuscito a far cadere il Campolargo in Liguria. Quindi devo essere sincero, lo dico con la massima antipatia tanto a lui non penso che importi molto, No. ma devo dire che ha un'abilità fuori dal comune. Sono 30 anni che seguo la politica, 27 anni come giornalista. Francamente personaggi così tra virgolette abili, così furbi, così svelti, così devastanti per certi aspetti non ne ho visti tanti. Mi viene in mente il miglior D'Alema. Sì e no, nel senso che è vero che tutti dicono che è un abile politicante, quantomeno capace di, però io mi metto nei panni di una persona, supponiamo che io a un certo punto nelle elezioni europee fossi arrivato al 41% dei consensi. Lui nel giro di 3 anni è passato dal 41% al 18-19%, cioè un politico veramente abile non fa di queste scemenze, se ha un consenso così vasto. Non voglio dire un po' quello che è successo a Salvini, però è un po' in parallelo a questa cosa qui, anche Salvini aveva il 33-34% di consensi, sia pure alle europee, quindi insomma una cosa intermedia, però anche lui alla fine ha fallito, perché invece che mantenere quel consenso e quella capacità anche di parlare a un sacco di italiani, poi ha perso quel touch. E la stessa cosa ancora di più è capitata a Renzi, che lui partiva appunto dal 40%, da un governo che era fatto da lui sostanzialmente. Ecco, esatto. Era quello che le chiedo, professore. Renzi era Presidente del Consiglio per giunta con quei 41%. Sì, infatti mentre Salvini no, insomma era metà e metà. Allora, era Presidente del Consiglio, aveva un partito molto forte alle spalle e anche di grande tradizione specifica, per cui passare appunto dal 40 al 18 con l'Italia che era in mano sua sostanzialmente, perché poi aveva fatto delle innovazioni anche importanti, aveva comunque tolto la fiducia ai sindacati, che sono sempre stato un po' una palla al piede della sinistra, che non potevano fare nulla se i sindacati non davano il loro consenso. È riuscito in qualche modo a svecchiare tutta la tradizione della sinistra italiana, però alla fine è rimasto con un pugno di mosche in mano. Quindi la grande abilità politica da una parte c'è, ma soprattutto nello smontare le cose, forse anche nel montarle. Ma difatti, professore, la visione era questa. Si è suicidato nel momento in cui ha voluto stravincere con il referendum della riforma costituzionale. E allora Renzi aveva detto la Meloni cadrà dopo le europee nel 2024. Siamo a ottobre, è difficile. Adesso è rilanciato, ha detto cadrà dopo il referendum, quindi cadrà nel 2026. Le chiedo un parere, professore: quanto pericolosi sono per l'attuale governo i referendum, che è quello sull'autonomia e quello sul premierato? Ma secondo me per nulla, sull'autonomia non so neanche. Intanto bisogna arrivare al quorum, che è molto difficile, perché già non vanno a votare alle elezioni normali, diciamo, alle europee c'è il 50%. Per votare al referendum si sa che perché passi ci vuole almeno il 50%, basta che il governo dica ai suoi elettori non andate a votare, che arriveranno al 40% se va bene. Quindi, e poi al nord non è poi così mal vista, mentre al sud sì, sappiamo le cose. Per cui il referendum sull'autonomia mi sembra che sia poco, esiziale per il governo. Quello sul premierato non lo so neanche se poi alla fine passerà, perché poi intanto bisogna fare la legge sul premierato
prima di fare il referendum, per cui bisogna capire anche che tipo di legge elettorale mettono in piedi, perché poi... E per cui secondo me il governo Meloni, se non ci sono grossi litigi tra Lega e Forza Italia, che ultimamente sembrano essere, insomma, continuano a aumentare, e se non ci sono grossi litigi, ma d'altra parte non conviene a nessuno dei due partner uscirsene, perché poi alla fine non hanno una grande maggioranza alternativa al seguito, insomma. L'unica possibilità è che Forza Italia si allea al PD, insomma, un po' alla tedesca, insomma, se ricordate la grossa coalizione dei popolari insieme ai socialdemocratici, però i numeri non ce li hanno, per cui mi sembra una cosa abbastanza realizzabile. Secondo me si va al 27 tranquillamente. Un'ultima domanda, professore. Anni fa, quando intervistavo l'astronascente, no? Matteo Salvini, si discute qui a Radio Padania, si diceva che dov'è il centro? Sto parlando 2013-2014, situazioni molto esacerbate, un'immigrazione incontrollata, soprattutto il potere d'acquisto, c'era stata la crisi dei subprime, le persone erano veramente altro che moderati. E quindi Salvini aveva puntato su questo, no? Diceva no, non c'è più il moderato, infatti critica l'Europa eccetera, e sta 18% nel 2018 e poi tutto il resto. Adesso mi permetto, no? È una mia impressione empirica, dopo il Covid, la guerra, la crisi energetica, mi sembra che la gente sia stanca e anche un po' impaurita. C'è uno spazio per il centro, per i moderati, per quelli che non vogliono più sentire urlare troppo e sono impauriti e vogliono essere rassicurati e non fomentati? Ma c'è lo spazio di centro, ma c'è più che altro, come abbiamo visto anche negli anni passati, un desiderio di una politica diversa. E forse il governo Draghi e prima ancora il governo Monti, anche se poi è stato criticato per i sacrifici, ma che però al momento sembravano inevitabili, comunque il governo Draghi per esempio ha avuto un consenso molto forte sempre, quindi indipendentemente dalle forze politiche e dagli elettorati. E questo probabilmente è effettivamente quello che vogliono, secondo me, gli italiani, cioè una forza che sia molto mirata alla gestione delle cose più che alle grida politiche, non so come dire, ideologico-politiche. E questo tra l'altro è esattamente il motivo per cui la gente continua a votare sempre meno. Adesso sto scrivendo un libro sull'astensionismo, che poi magari ne parliamo quando uscirà. Assolutamente, Però la prenoto. Sì, la gente è stufa e non va a votare perché dice tanto vanno avanti i governi di destra, di sinistra, di centro, tutti mischiati così senza più una logica di fondo. Un po' adesso con la Meloni è ritornata, però insomma come sappiamo, negli ultimi 15 anni sono succeduti governi di ogni tipo e le cose sono rimaste abbastanza simili. Gli unici che in qualche modo hanno cercato di fare qualcosa di importante per l'Italia sono stati davvero i governi tecnici, più moderati, più tranquilli, sostenuti tra l'altro un po' da tutte le forze politiche, insomma da parte della Meloni dell'epoca, e per cui questo secondo me chiedono adesso gli italiani, cioè qualcuno che faccia le cose e non stia lì a litigare su qualsiasi, cioè che faccia le cose importanti per il paese. Ecco. Poi se arriva qualcuno che è capace di farlo al di là dei governi tecnici, ben venga, però più che un centro è un'area invece di fattualità ben fatte, insomma, eretta da gente capace di fare quello che fa, insomma. Cosa che per esempio nel governo Draghi, ma anche Monti c'era, insomma, i grandi esperti, poi adesso i giudizi sono diversi, però gli italiani il governo Draghi gli piaceva, fino all'ultimo giorno era gradito al 60-65% degli italiani, quindi destra, sinistra e centro. Quindi. Però, professore, al volo, si è visto in Francia, sono anni che anche con lei parliamo di questo, diciamo, indirizzo anche europeo di non andare al voto. In Francia c'è stata quelle elezioni indette dopo il crollo delle europee, indette da Macron, c'è stata una 67% o 70%. Come mai? Cioè, vuol dire che, cioè, forse
azzardo. Non è che il cittadino sia sfiduciato, il cittadino è sfiduciato rispetto all'offerta, al mercato, al prodotto che gli offre il mercato politico, ma se trova dei prodotti interessanti è pronto a riaccendersi. È un po' diversa la situazione. In Francia, come anche in altre parti, in realtà questa grande partecipazione elettorale è stata fatta per evitare una cosa che alla maggior parte dei cittadini, in particolare francesi, non piaceva. Quindi l'idea che la Le Pen diventasse un primo partito all'interno della Francia o addirittura potesse governare non era ben vista da 2/3 della popolazione, e quindi sono andati in massa a votare. Teniamo conto che nelle elezioni legislative precedenti era andato il 48% a votare, adesso siamo passati al 68%, quindi negli altri paesi, a mio parere, dipende molto da quello che sta succedendo, quindi c'è una reattività dell'elettorato legata proprio alle faccende, alle cose che accadono. In Italia invece sembra calma piatta, cioè se guardate il grafico della partecipazione elettorale è sempre in calo, sempre dal 1948 a oggi. Ogni elezione va sempre meno gente a votare, sia le politiche che le europee, non parliamo delle regionali o delle comunali dove già non va nessuno. Per cui è come se gli italiani fossero ormai assuefatti all'incapacità della politica e quindi non hanno più volontà di partecipare, insomma, mentre all'estero dipende molto da quello che accade, insomma, se ci sono delle situazioni interessanti e importanti allora c'è una mobilitazione più elevata. In Italia già il fatto, per esempio, la Meloni per esempio non viene vista come la Le Pen in Francia, cioè come una fascista al potere, una neofascista al potere, viene vista come una donna, insomma, che un capo di partito, donna in questo caso, che fa il suo mestiere, cosa che peraltro abbiamo visto accadere. Quindi non ha paura delle tendenze possibili di destra, eccetera, mentre all'estero, cioè in Francia e poi in Germania, in Austria, insomma, c'è un po' una mobilitazione contro un po' le destre neofasciste che lì stanno in Vox, insomma, che stanno diventando prevalenti. Allô? Pardon. Immagino che queste siano considerazioni che troveremo nel libro in cui lei ha fatto cenno e del quale parleremo assolutamente qui a Radio Libertà. Professor Paolo Natale, la ringrazio davvero come sempre e a risentirci presto. Grazie a voi, buon lavoro. First reaction, shock. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Shock. And so we pray. I pray that I don't give up. Pray that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virginia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it, unto others I do. Praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Mariah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere there's something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain.
until we make it to the end of the day. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside, with all the cards we were dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest, and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Mariah. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere there's something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain. Until we make it to the end of the day. On my knees, I pray as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray we'll be singing Barbara till nobody's in need and everybody can sing. Sing it to me. We pray, we pray. I know somewhere that heaven is waiting. I know somewhere there's something amazing. Until we feel no pain. We pray, we pray, we pray. From disco to disco, from town across town, everybody is trying to get down. From disco to house, with the click of a mouse. From disco to disco, sounds stupid, the word. From disco to disco, disco to disco, from town across town, everybody is starting to get down to the love, getting down to the love. From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down to the. Sing it.
disco, town across town. Everybody is trying to get down to the from disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From disco. It's on. Well, we have to think of something else. Eccoci, parola di scrittore, la rubrica che ormai è tradizione, il venerdì 11.35, siamo 11.38, siamo in ritardo, colpa mia per alcune... ho dimenticato la pen drive e non ho le immagini, per fortuna, che di solito faccio scorrere, succede, con l'età si perde colpi. Mi darà una mano il grande Davide, assiso sulla torre di comando e regia tecnica, però qualche conto che abbiamo l'ospite, lo abbiamo in collegamento Skype. Roberto Ottonelli, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a te, grazie a voi. Allora, grazie anche, lo sapete, a Patrizia Gallini, che è imprescindibile per questa trasmissione. Poi ve lo voglio anche ricordare, Patrizia si mette a vostra disposizione, se avete il libro nel cassetto, potete inviarlo fisicamente per via postale, intendo, via Andrea Verga 4 20144 Milano, Ardèche Comunicazione, scritto Ardèche Comunicazione, oppure per email, se avete il PDF, press2, scritto press con 2S, 2 di numero, @ardèchecomunicazione.com, ardèchecomunicazione.com. Non vorrei che pensaste che io sbaglio la pronuncia francese, anche quella italiana sbaglio, ma quella francese no. Allora, Roberto, ieri, allora, la prendo veramente periferica. Roberto è autore di un noir che va ad analizzare l'animo di un serial killer, uno che era un consulente finanziario impacciato e mammone, che poi diventa invece spregiudicato serial killer. E allora ieri io sono andato in imbarazzo perché Roberto mi ha detto: ma ci siamo già sentiti. Io di solito mi ricordo, insomma, non ho una memoria così, ma mi ricordo. E mi sono stupito, poi sono andato a vedere, sì, effettivamente ci eravamo già sentiti. Sai cosa è successo, Roberto? Che prima di te mi era arrivato un numero sconosciuto. Allora, la prima cosa è che non ti avevo memorizzato come numero telefonico. La seconda è che mi era arrivato un numero, ero convinto che fossi te, stavo per rispondere e poi vedo sul display Francia. Allora ho avuto dei dubbi. E poi ho detto, ma e se fosse stato lui? Insomma, quando tu mi hai chiamato ero in una situazione psicologica, come dire, sospesa, per cui evidentemente non mi ero più ricordato di te. Allora, l'ho presa larga. Come hai lavorato? Andiamo subito su questo personaggio, Marco Bordoni, che si muove nella periferia milanese, un serial killer. Come hai lavorato, come hai studiato, come hai preparato, come ti sei, a cosa anche ti sei riferito, degli studi, ad altri soggetti, insomma, anche all'introspezione personale, perché comunque un serial killer è il male, e il male lo abbiamo anche dentro di noi non siamo una composizione monolitica, no? Abbiamo tanti aspetti, poi la nostra etica, la nostra coscienza, se preferite, ci indirizza a gestire il male e il bene che abbiamo dentro, no? Gli elementi che ci compongono come persona, e individuare una direzione che noi riteniamo la migliore, anche se tante volte poi deragliamo.
come arrivi a costruire un personaggio così complesso e affascinante, visto il successo di pubblico? Perché volevo anche dirvelo, sto parlando solo io, ieri avevo detto a Roberto, domani in intervista parli tu, sarò io che parlo poco, adesso sto parlando ma adesso gli do la parola. Se andate a vedere le recensioni dei lettori, hanno una costante anche del precedente romanzo con protagonista Marco Bordoni, sembra tutto vero. Tutti che dicono proprio, quando ho chiuso il libro mi sembrava fosse tutto vero, quindi complimenti davvero, perché se io fossi uno scrittore, quando mi dice sembra che sia tutto vero, dico ok, ho fatto centro. A te la parola, Roberto, scusa, sono stato come solito prolisso, ma adesso parla liberamente, parlaci, partiamo proprio come si costruisce un personaggio così complesso. Beh, no, grazie, ci mancherebbe. Allora, in realtà, rispetto a quello che dici, mi viene in mente una citazione che è: ognuno di noi ha un diavolo dentro e non ha pace finché non lo trova, che è una citazione dal Corvo, dal film Il Corvo, e penso che di fatto sia così, nel senso che allora, la domanda che mi fai rispetto a come si costruisce, come si entra nella psiche, nelle emozioni, no? Che comunque vive anche un serial killer. Allora io, vabbè, sicuramente mi sono documentato molto, ho letto tanti libri, ho cercato di approfondire un po' le storie dei vari serial killer che si sono susseguiti, insomma, come dire, quelli più noti della storia. Che sicuramente hanno delle caratteristiche comuni, spesso appunto questa infanzia complessa, vengono magari da una serie di deprivazioni affettive, o appunto proprio hanno vissuto nella violenza fin da bambini. Quello che io cerco di proporre però, ecco, non è, come dire, una giustificazione rispetto al fatto che appunto cioè un po' quasi l'equazione secondo la quale chi ha vissuto chi ha subito una violenza nell'infanzia poi sia giustificato a sua volta a commetterne. Però ecco, diciamo che a me interessa un po' anche affrontare questa figura, che insomma di solito riconosciamo come quella del mostro, però io credo che un po' forse da sfatare, nel senso che alla fine il mostro non sono io, non sei tu, insomma non è qualcuno che si percepisce come vicino a noi, no? E invece io credo che ognuno di noi sia tutto sommato frutto del contesto dove è nato, dove è cresciuto, delle relazioni che ha o non ha maturato durante la sua vita, e quindi ecco, diciamo che Marco Bordoni è un po' il frutto di tutto questo, nel senso che appunto viveva con questa mamma oppressiva che gli trasmetteva un po' tutte le sue paure sul mondo circostante, in particolare nei confronti delle donne che chissà cosa ti combinano, e poi appunto nel precedente romanzo in qualche modo lui era ai margini e sembrava andargli bene così. In questo nuovo libro, nel Buio della ribalta, che tra l'altro ho qui a fianco, faccio vedere la copertina, lui praticamente si sveglia in una stanza di ospedale e inizia un percorso completamente nuovo, nel senso che per un caso accidentale, direi quasi fortuito, la sua storia diventa famosa e quindi c'è un po', come dire, il desiderio del pubblico di entrare un po' forse anche morbosamente nella sua vicenda umana, e lui però decide in qualche modo di starci dentro, perché nel frattempo durante la sua degenza in ospedale ha perso molti chili e quindi si sente più sicuro di sé, si sente più capace di relazionarsi anche con le ragazze che appunto in conseguenza, ecco, del suo nuovo successo, in qualche modo, del suo essere, del suo avere i riflettori puntati addosso per un certo periodo, lui, ecco, decide proprio di giocarsela, e però continua la sua fame di vendetta in qualche modo, perché lui uccide le persone che in qualche modo ritiene gli abbiano fatto qualcosa, e quindi diciamo iniziano a coesistere queste sue varie sfaccettature, ecco. Te lo chiedevo anche perché chiaramente
come molti, no? Non dico sono un appassionato, ma quasi, insomma. Guardavo l'altro giorno un documentario su una TV privata su Ted Bundy, che è stato Mhm. un serial killer celeberrimo, no? Giustiziato, se non sbaglio, nell'89. E quello, una ricostruzione fatta bene. Immagino che un autore come te sia anche attento anche a quello. Questo, diciamo, documentario era fatto molto bene, ma io mi chiedevo, non avevo ancora in programma questo appuntamento con te, quindi non ero ancora entrato però lo stesso mi chiedevo, ti chiedi, è inevitabile, cosa può scoppiare nel cervello, nella mente umana per avere questo bisogno di uccidere? Tu come lo fai esplodere? Come lo ricerchi? Come lo introduci? Come lo mostri? Beh, sicuramente al lettore lo mostri nel migliore dei modi, visto il grande successo e il riscontro di chi ha letto i tuoi libri. Ma come te lo immagini? Cosa succede? È un momento di rottura inspiegabile? Come dire, è un blackout? Uhm, Chiaramente abbiamo figure di persone che hanno un passato, che hanno magari sono state. Ted Bundy era stato anche aveva ha avuto dei disturbi. Il tuo protagonista è stato molestato dal padre da bambino, quindi c'è magari alla base una causa. Sì, Ci si arriva? sì, allora, sì, tra l'altro ho visto anch'io il documentario di cui parli. Ma allora, in realtà è una cosa di cui mi hanno chiesto anche alcune lettrici già nel precedente libro, no? Cioè, come dire, cos'è stato l'elemento scatenante che ha portato Marco Bordoni a esplodere. Cioè da persona apparentemente mite, apparentemente abituato, diciamo, a fare da contorno, e improvvisamente esplode. E la risposta che do sempre è che credo che, come dire, abbia trovato la misura colma, no? Nel senso che lui era sempre stato abituato in qualche misura a essere appunto svilito, umiliato, non preso seriamente in considerazione, no? Cioè, adesso per semplificare, lo sfigato di turno, no? E però appunto cioè, il primo omicidio, diciamo, nel precedente libro è stato rivolto nei confronti di un professore universitario che, mentre lui cercava di arrabattarsi con delle teorie piuttosto semplicistiche, no, appunto lui faceva il consulente finanziario, quindi sostanzialmente il suo cavallo di battaglia era, vabbè, ma tanto i mercati sono semplici, i titoli che salgono prima o poi scenderanno e viceversa, e questo professore proprio ha iniziato a irriderlo, e quindi mi sono immaginato che insomma quello fosse stato l'elemento scatenante per fargli partire, ecco, questa necessità di uccidere, per la quale però lui non provava niente. Ecco, una cosa che insomma molti mi hanno come dire, condiviso, ecco, in qualche modo il fatto, cioè che io effettivamente era quello che volevo proporre, è il fatto che in qualche modo lui, ecco, non si sentisse in colpa, non si sentisse di aver sbagliato, cioè per lui era togliere di mezzo qualcuno che c'era un motivo per il quale appunto lui se la prendesse con qualcuno che poi gli avesse fatto cose alla fine non tutto sommato gravissime, no? Però dal suo punto di vista erano sufficienti, ecco, per farlo scatenare. Roberto, un altro ne parlavamo ieri, no? Quando ci siamo sentiti. Di solito i personaggi seriali sono i commissari, gli ispettori, colui che indaga, no? E a volta per volta cambia diciamo, il soggetto negativo. Qui invece abbiamo come protagonista un serial killer che non è facile diciamo, da rinnovare. No? Tu mi hai detto anche che alcuni aspetti li hai cambiati. No? Io ho detto, qui abbiamo adesso un serial killer emancipato. Volevo che tu ce ne parlassi, anche se
è in programma a questo punto anche un terzo episodio, un terzo capitolo, un terzo libro, un terzo romanzo con Marco Bordoni. Allora, questa cosa finale non la posso dire perché svelerei troppo rispetto a questo. Comunque, diciamo che ho in mente un'evoluzione, ecco, di questa storia. E sì, è vero, in realtà di solito sono i buoni, nel senso che in realtà di solito si è sempre in qualche modo dalla parte dei buoni. Io ovviamente non è che sono dalla parte dei cattivi, però credo che siano delle personalità, delle figure comunque interessanti, no? Cioè è interessante secondo me cercare di capire anche il punto di vista del cattivo, cioè che comunque esiste, che comunque lo porta poi alla deriva che cerco di raccontare. Quindi ecco, io penso che la serialità rispetto a questo personaggio è un po', forse anche è stata un po' per me anche una sfida, nel senso che Fabrizio Carcano, che è il direttore editoriale della collana Giungla Gialla di cui faccio parte, avendo letto il precedente mi aveva detto però tutto sommato Marco Bordoni potrebbe andare avanti, e ovviamente, come dire, la sfida è stata cercare di non snaturarlo da un lato, ma continuare insomma, a farlo evolvere, a farlo cambiare, insomma, a farlo progredire in qualche modo, no? E anche perché sennò sarebbe risultato qualcosa di già visto, già sentito. E quindi appunto, siccome ho ricevuto effettivamente molti riscontri del fatto che questo personaggio, questa figura comunque ad alcuni proprio ha dato fastidio, avevano proprio, insomma, facevano fatica, ecco, a accettare le sue come dire, motivazioni da un certo punto di vista, e invece ad altri quasi facevano il tifo per lui, no? Empatizzavano con lui. Quindi, ecco, dico sempre che sono entrambe, a me fanno piacere entrambe, ecco, i punti di vista, perché comunque in ogni caso, ecco, mi sembra un personaggio che ha lasciato qualcosa in chi lo ha conosciuto. Addirittura alcune lettrici, alcuni lettori mi parlano di Marco Bordoni come se fosse una persona reale. Cioè, proprio anche ieri sera stavo scrivendo con una lettrice che parlava di Marco come se fosse una persona concreta. Ecco. Quindi questa cosa dal mio punto di vista è insomma, una cosa che mi fa piacere. Ecco. Io non sento più, non so se tu mi senti. Scusami, ok. oggi è venerdì per me. No, dicevo, quello che anche questa figura, no? Mi aggancio a quello che hai appena detto, abbiamo ancora qualche minuto, 3-4 minuti, per ricostruirlo in una maniera così verosimile, così credibile, che suscita proprio l'idea della verità, dell'autenticità, scusa, da parte del lettore. Ti sei ispirato a qualcosa, a qualcuno? Lo hai plasmato tu mettendo insieme tante parti? Come sei arrivato a costruire un personaggio che suscita queste reazioni? Marco Bordoni è vivo, esiste e uccide in mezzo a noi. Ecco, questa cosa è un po' inquietante, però sì, no, ho capito cosa intendi ovviamente. E, no, cioè, rido nel senso che ho degli amici dei miei genitori, perché io l'ho ambientato tra Corsico e Cesano Boscone, ma effettivamente nella via Fermi, che è dove sono effettivamente nato e cresciuto, che è una linea di confine, anche in questo senso l'ambientazione, ecco, mi interessava raccontare adesso in questo nuovo, diciamo, arriva fino a Baggio, ecco, questa zona che io ben conosco, e in realtà ho preso spunto sì da una persona che ho conosciuto direi ormai più di 20 anni fa. Era un ragazzone che si è presentato a casa mia, insomma dei miei genitori, e appunto ci ha raccontato candidamente che lui era un consulente finanziario che aveva fatto un corso serale per appunto avere questo tipo di abilitazione. Lui aveva studiato però biologia ed era un omone così
goffo, impacciato, con l'alone sotto le ascelle, e quindi ecco, ho preso spunto da questa figura che ovviamente di cui non so niente, se non queste pochissime informazioni, e allora da lì, come dire, me lo sono immaginato appunto con questa mamma oppressiva che in qualche modo, ecco, lo limitava nella sua libertà, e però dall'altro lato, ecco, che avesse trovato una sua strada di sfogo, ecco, che ovviamente non è condivisibile, ma ho pensato di raccontarla così. Benissimo, e allora fammi fare anche, ho perso il senso, oggi è una giornata un po' così, perché io non ho ricordato, e di solito lo dico subito all'inizio, Il buio della ribalta, un assassino senza pace nella periferia milanese, un editore importante come Mursia, collana Giungla Gialla, lo avevi detto prima, ricordiamo anche 17 euro, 268 pagine, lo trovate in tutte le librerie e naturalmente anche online, quindi non avete scuse. Allora, ci fermiamo qui. Complimenti, congratulazioni ancora per il tuo lavoro, Roberto, perché quando vedo, io ormai all'inizio non lo facevo, poi nel preparare questa intervista ho provato il piacere di andare a vedere, non è difficile trovare, ci sono anche, diciamo, dei siti di vendita, no? Dove si vendono i libri, dove ci sono le recensioni, no? In questo caso dei lettori. E devo dire che per quanto riguarda il tuo romanzo, i tuoi due, perché io sto a vedermi anche gli altri, proprio questo apprezzamento, questa partecipazione dei lettori, francamente ho trovato recensioni entusiaste da parte dei lettori, ma questa idea di dire ma è vero, non l'avevo mai percepita da parte di chi aveva letto uno dei romanzi che ho il piacere di presentare qui al venerdì. Quindi davvero congratulazioni, bravo. Cioè, io non sono nessuno, non è a me che tocca dire bravo, però io non posso non fare a meno di congratularmi con chi ha raggiunto risultati di questo tipo. Roberto Tonelli, grazie, e vedremo se ci sarà comunque altri libri ci saranno e noi siamo qua per te. Ok, intanto grazie a te, grazie a Patrizia, e una buona giornata a tutti quelli che ci stanno sentendo. Avete ascoltato Oltre la pagina. Quando sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Molti che conosco saranno morti, sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia, anche se non era vera.